fammi salutarla già da Sperlari. Perlati. Le come una bella caramella. Ciao caramella. Ti è caro. piaciuto Sanremo? Vabbè, insomma, Lena giostra che muove una brenta de scale, le giostre sa fare, le gira, no? Giusto. E anche Iovi, insomma. No, sì, no, nel senso... c'è stata una polemica relativa, no, alla manager Marta Donà, che è la stessa dei vincitori precedenti, Angelina Mango, Maneskin, Mengoni. Tu sempre lori? Ma non niente a meravigliarsi. Ah no? È Vedi? sempre sta così, cava che l'anno che ha vinto i Jalis. Esatto. Ma è quello Che di Fatima. sempre sta sì. cantante della sua scuderia, Lena dinastia dei manager i Donà, e come dice il cognome infatti è tutte donne. 10 anni fa che ha vinto i Tri Sandroni del volo, no? Sì. Sì. E c'era la manager? Marta Donà? No! Sosia l'era! Sì, ok. Sì. E c'era la manager di Nilla Pissi? Sua nonna! E c'era la manager di Giuseppe Verdi? Ma no, dai, Sì, Giuseppe certo. La Verdi. sua bisnonna! Perché- È una famiglia di manager! Dici qualcosa sul Bravo. vincitore, dai, Oh, Olli. A dire la verità mi piace per Benji di ridillo. No, che... Calmanco l'uno canta mia con la macchinetta. Cos'è che ti è rimasto più impresso di questo Sanremo? Intanto vedo che noi ancora giusta riscaldamento perché aveva tutti i guanti. E dopo sta moda dell'oversize la che scappan filin in mano. E mi pareva tutti i vestiti come quando da piccolo ti passava la roba del tuo cugino che l'era via militare e ti te facevi le elementari. È vero. E pareva anche normali era. Gli ospiti ti sono piaciuti? Duran. Ah, ti sono piaciuti? Mamma, è sempre bello. Ah, che bello che lei Simon Le Bono. Le bon. Ma Mimi e lui se conoscemmo da una vita, l'ho sempre chiamato Simon Le Bono. Pensa che giugno dell'anno passato diventa nonno era. Ah, davvero? Infatti adesso lo chiamo Simon Le Nono. Branca le donne, a parte la cosa lì, la Maserati, come si chiama là? No, la Lamborghini. Insomma, quella lì, ecco, quella. Mamma che dolce che lei. Sono Allora, d'accordo. bel telar come la macchina. era. sì, Ma sì. mi dico che si verge il cofano che entra. Mammut, Maria Signor, spero che non ti abici a Paiskei Mammut per presentare, perché se no dai l'indrio, fammi una carità. Vuoi dirci qualcosa su qualche altro concorrente? Beh, allora, Fedez è il gavaiocci come i pupassetti che vende da Omai. Vivace come un vecchiotto col cappello che porta in giro sua moera messa sulla Palio Weekend con l'impianto a gas. Rocco Hunt, belle sopracciglia, te parei bon. La cantante dei Cosa Cose Come a cose. è la Saturca in filovia su Corso Cavour. Con Francesco Gabbiani lì. Gabbani. Gabbani. Soffra del segreto del barco Columbro. È vero. Allora lui era da 6 anni che non faceva una bella canzone. Sì. E con questi è fassette. Sciablo, coso pequeño lì e Tormento e la Gheppe, Somaraia. Gheppe. Pare che sul palco che fosse pieno di zanzare, Mussolini, papatacci e continuava a far così. No, adesso Tutto il con rapper, quelle no? mosse lì, dai su. Beh, Marcella Marcella Bella. Bella secondo me l'ha fatto il bagno nella piscina de Cocun. È vero. Ah, se no non si spiega bien che 72 anni pare a mia 32 era. E invece Carlo Codega. Conti. No, Allora, bravo, ma adesso sponsa un poco che te me pare un filin palidin. Ecco,